Vieni Enrico. Vieni. Perché ridi? Perché tu non ce la fai a farlo? No, perché lui ti rispondeva Perché sono la sua tata io. Allora, guarda. Oh là là. Devi rispondermi. Ehi là! Oh là là. Porca, questo è pericoloso. Meno male che è una donna. Porca miseria. Ma tu devi rispondermi. Rispondi sempre. No, tu ecco. Però devi cambiare il timbro. In base al mio timbro vocale, sì. Tu cambi anche il tuo. Vediamo. L'intenzione. Oh là là. Oh là là. Ma cosa fai? Fare Eila. Solo Eila. Ok, quindi oh là là. Eila. Oh là là. Dove sta la fregatura? Va bene Enrico, parliamo di cose serie, parliamo di questo tuo brano. Questo è un brano che mi è ispirato da una chiesetta. Guarda che c'è Walter, da una chiesetta. No, stavo ascoltando cosa dicesse lui. Questo brano... Da una chiesetta che io ho visto a Lozio. Sì. A Lozio, visto che hai parlato di Enrica. Sì. Ecco, e saluto anche il Pierino ovviamente. Ciao Pierino bello. Sì, fisso, lo sapevo. Ci mancherebbe anche la sua mamma. La mamma di lei. La mamma di Enrica ci mancherebbe e tutte le persone che abitano a Lozio, ovviamente. Maria Giorgio. Anche il coro di Lozio. Ciao Masha! Volevo salutare tutti, vabbè dai. No. Allora, una mattina scendendo da Lozio, ho visto proprio su una collina, proprio una montagna rocciosa, una chiesetta. Sì. Una chiesetta dove non è che c'è il parroco tutti, è una chiesetta sono quelle sul chiesette colle che praticamente va una volta ogni 2 mesi il parroco a celebrare una situazione. Ogni tanto il campanaro di turno va a suonare, queste cose. E quindi da questa chiesetta è nata? Chiesetta sul colle. E quindi? E là! Enrico Multiani! C'è una chiesetta sul colle, è tutta luce e splendore, anche se scendi giù a valle, senti quel dolce din don, vola quel suono nel cuore, porta un messaggio d'amore, se poi ci vai a pregare, senti la pace nel cuore. Ed ogni giorno è una festa, e un dolce incanto ridesta. Suona chiesetta sul colle, se dolce la sera, allegra il mattino, quel campanaro chi è? Ma cosa importa chi sta suonando, dolce è quel suo din don dan. Anche d'estate e d'inverno, di primavera o d'autunno, quella chiesetta risplende e suona il suo din don dan. Forse può essere il vento o il campanaro di turno, nessuno vuole saperlo, basta che fa din don dan. Ed ogni giorno è una festa, e un dolce incanto ridesta. Suona chiesetta sul colle, se dolce la sera, allegra il mattino, quel campanaro chi è? Ma cosa importa chi sta suonando, dolce quel suo din don dan.
sta suonando, dolce quel suo din don don.